Io purtroppo ho già chiuso 2 pizzerie per colpa delle bollette che sono diventate insostenibili, da 400% di più di corrente e delle materie prime che superano già il 55%. Ho dovuto chiudere 2 locali perché non riusciamo ad andare avanti così e purtroppo lo Stato non ci aiuta, nessuno ci dà una mano e purtroppo questa è stata la decisione definitiva, essendo un ragazzo giovane che aveva voglia di fare per il nostro paese, ma se purtroppo avanti così non riusciamo a fare niente. E io ho manifestato così per far vedere che cosa vuol dire aprire un locale e dopo chiuderlo per colpa, non per colpa che non ci sia gente, ma per colpa che non si può più avere spese sostenibili del genere, e purtroppo la decisione è stata tragica e abbiamo chiuso per forza.